Un borgo rimasto intatto, un ambiente incontaminato sono i punti di forza di Collalto Sabino, che appartiene anche all'Associazione dei Borghi più belli d'Italia. Ma adesso andiamo a sentire l'assessore alla cultura. Siamo a Collalto, uno dei borghi più belli d'Italia. Siamo entrati in questo club con un notevole sforzo da parte di tutti, dell'amministrazione e della popolazione della Proloco, sapendo che questo avrebbe costituito un ritorno di tipo turistico per il nostro paese, che basa la propria economia attuale proprio sul turismo. Per far parte dei borghi più belli d'Italia bisogna rispettare un rigido disciplinare che impone per esempio l'integrità dei materiali che compongono le case e i tetti del centro storico, che è uno dei centri storici meglio conservati d'Italia, e racchiusi da mura che si ricollegano al castello e che per anni hanno ospitato tantissime persone che poi invece si sono trasferiti fuori dalle mura. Collalto, come tanti paesi di montagna, ha subito uno spopolamento graduale, partendo dai 2000 abitanti fino ai 400-500 di oggi. Chiaramente causa di questo sono la difficoltà delle comunicazioni, la mancanza di lavoro, per cui la popolazione gradualmente si è spostata verso le grandi città. Noi vorremmo invertire questa tendenza creando opportunità di lavoro attraverso il turismo, che è, diciamo, la mission che l'amministrazione comunale si è proposta. Noi abbiamo un patrimonio storico-architettonico di notevole valore. Appunto parlavo del borgo, parlavo dell'insediamento primordiale del castello, parlavo di diversi edifici, tra i quali Santa Lucia, il Palazzo Latini, che sono tutti più o meno risalenti a quegli anni e che costituiscono un bagaglio culturale e storico di notevole importanza. Il borgo dove trionfa il tufo e la pietra è il grande protagonista delle tradizioni di Collalto Sabino. Per scoprirle andiamo ad incontrare il presidente dell'Associazione Proloco. L'associazione Collalto Sabino ha esperienza decennale. È stata costituita nel 1946. Una delle tante manifestazioni in questo momento che ci interessa di più e che stiamo lavorandoci in maniera molto proficua è la festa delle cantine del borgo, che si svolge all'interno delle nostre mura baronali. Espressamente si coinvolge anche in questo caso tutta la popolazione, mettendo in moto e ripulendo in questa circostanza le cantine, dove si possono degustare dei piatti tipici della zona e anche del nostro paese. Da 2
2 anni a questa parte abbiamo avuto un buon risultato anche di affluenza di persone. Questa è quello che ci sta spingendo a far sì che nel prossimo anno 2011 riusciremo anche ad avere una nuova manifestazione, lavorandoci per quanto riguarda una festa sul brigantaggio, che sarà più spessamente vista verso la notte del brigantaggio, con costumi d'epoca e anche il cibo dell'epoca che ci riguarda. C'è molto volontariato, però si spera che negli anni, continuando così, si possa avere e ottenere un buon risultato. Non c'è altro che dirvi, vi aspettiamo in questi vicoli, incontrarci e darvi la nostra ospitalità. Il paese basa molte delle sue attività sul volontariato. Con la signora Nella andiamo a scoprire le tipicità e la gastronomia di Collalto Sabino in provincia di Rieti. Abbiamo i salumi e i formaggi tipici di Collalto che servivano per gli antipasti. Poi si passa al primo piatto, gnocchi tipicamente locali, fatti a mano con patate, uova e farina, con la salsa di agnello o castrato. L'agnello che è stato fatto con la salsa per condire i gnocchi. Questo era il tipico piatto delle nostre popolazioni del periodo. Le verdure, broccoli, noi anche molto le rape si usavano, la famosa rapa di Rieti. Le patate sono state l'alimento principe di questo paese perché se ne producevano tante insieme ai cereali e ai legumi, fave, fagioli, bianchi oppure borlotti chiamano adesso, prima si chiamavano un altro nome. E poi passiamo al dolce. Il dolce è questo serpente che è fatto con nocciole, miele e cacao qualche volta, ma forse prima non lo usavano il cacao, ma adesso è fatto così e si mette al forno ed è un ottimo dolce. Questi tarallini, le crostate, le ciambelline fatte con il vino e olio, farina e uova. Questi involucri all'oro. E anche questo è fatto con miele e nocciole, anche tipico di questa zona. Poi ci sono questi frantoni, si chiamano così da noi, è fatto con la pasta di castagne, che era la nostra anche alimentazione tipica del periodo, e sono molto buoni. Giustamente si facevano solo nel periodo delle castagne, non è che una li faceva al mese di agosto. Ci sono le castagne, le nocche, le noci, anche questo è un prodotto nostro. Collalto produceva molte cose perché nel periodo passato era coltivata molto la terra, per cui anche tanta frutta, fichi, nocciole, si vendevano anche. Insieme alle castagne era l'alimentazione economica del luogo. Il resto erano cereali, fagioli, eccetera. Il miele in questo momento, in questo periodo ha preso molta piede e quindi è anche il prodotto tipico dei millefiori, di castagno, cioè di tutti i tipi, insomma. Allora aspettiamo un'altra vostra visita a Collalto per farci un'altra bella mangiata o di gnocchi o altri prodotti locali con il nostro grande piacere. La piazza della Fontana è una crostata, appena dagli forno recacciata. Penso alla Porta Vecchia e gli Pangialle, Nassai in Ginichiglio e Manni a Balle. Calenno dalla parte della Sargiata e vale di sta sopra una nociata. La piazza con le mura di torrone non te paro come in testa ciammellone. Con l'auto è genuino e dorge e non lo sane.
Fate due passi, vai su, veglia assaiana. Collalto Sabino vi aspetta, è facile giungere qui, basta prendere la Roma-L'Aquila, uscita Carzoli. I borghi d'Italia vanno gustati non solo con gli occhi, ma soprattutto con il cuore. Segnalate il vostro borgo che di più amate e per quanto riguarda Borghi d'Italia ci vediamo la prossima settimana. Ciao!